Per noi era importante superare questo ostacolo perché secondo me Castellammare in casa è una squadra che gioca molto sulle seconde palle, è una squadra agonisticamente e tatticamente valida, perciò noi temevamo questa partita, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi. I ragazzi poi come al solito sono stati impeccabili nell'interpretata, perciò per noi al di là della classifica guardiamo il nostro percorso che chiaramente è ancora lungo, il campionato è aperto, questa è la settima vittoria consecutiva e i numeri sicuramente sono dalla nostra. Col Misilmere c'è stata la sofferenza fino all'ultimo, ma le posso dire che la squadra anche lì aveva avuto tante occasioni gol, aveva espresso un ottimo gioco, mentre oggi non abbiamo mai rischiato e alle occasioni che poi ci siamo creati siamo andati a concretizzarle, perciò per quello che sono le partite hanno tutte delle storie diverse. Oggi devo dire che come al solito anche chi è entrato dalla panchina ha dato un apporto importante, segno che queste vittorie le fai sicuramente col gruppo. Quella è stata un'azione corale, siamo partiti dal basso e poi sono calciatori che chiaramente hanno un'esperienza, hanno calcato palcoscenici importanti, perciò è normale che poi danno loro interpretazione alle giocate, è normale che Arcidiacono, come tutti gli altri, chiaramente sono entrati con l'atteggiamento giusto come era accaduto domenica in casa col Misilmere, perché è normale che si ottengono i risultati, ma poi quello che è importante è che gli ho sempre detto è il gruppo che fa la differenza. Alfonso ha avuto un problema con Misilmere, è stato sostituito, ha preso una botta, non siamo riusciti a recuperarlo, però come dicevo prima chi l'ha sostituito ha giocato una grandissima partita, perciò chiaramente per noi stesso è un giocatore importante, speriamo di recuperarlo per domenica. San Giorgio Piane è una delle due squadre assieme al Misilmere che all'andata ci hanno battuto, perciò non possiamo sicuramente sottovalutare l'impegno. Per noi ogni partita è una finale, sappiamo anche la qualità del San Giorgio Piane, perciò da martedì chiaramente inizieremo a preparare questa delicata partita interna.